Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di stasera, lunedì 17 di febbraio, è l'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione, puntata numero 939, ricordandovi: date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online che contiene appunto i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, e ancora la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molta altra bella robina ancora. Quindi radiolibertà.net is the place to be. Voglio salutare e augurare buon lavoro alla nostra Castellana Sveva, come sempre puntuale, assisa lassù sull'alta torre della plancia comando di Radio Libertà, e poi ancora ricordarvi le nostre
coordinate 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 029294 7222 quando lo dirò io. Altra cosa che vi voglio dire, cominciamo la nostra trasmissione e in particolare, diciamo così, cominciamo la nostra trasmissione naturalmente dopo avervi ricordato anche il disco start di questa settimana. Renato Zero, Mi Vendo, 1977, se permettete. Allora, andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie, perché naturalmente si parla di Parigi, si parla del vertice sull'Ucraina, si parla sostanzialmente del fatto che l'Europa non conta assolutamente niente. E allora, vediamo cosa dice l'ANSA. A Parigi il vertice sull'Ucraina, Macron sente Trump prima. Von der Leyen, la sicurezza dell'Europa al punto di svolta, servono un approccio d'urgenza e l'aumento della difesa. Tusk, chiederò l'aumento immediato della spesa per la difesa, se non spendiamo ora spenderemo 10 volte di più. All'Eliseo anche la Premier Meloni, l'Ungheria, un vertice che ostacola gli sforzi di pace. Ancora il Papa, il suo ricovero al Gemelli, quadro clinico complesso, non sarà breve la degenza del Papa. Russia-Italia, Mosca attacca ancora Mattarella, ovazione per il presidente in aula a Montecitorio, i migranti, il Viminale a prefetti e questori, aumentare i rimpatri. Infine, i primi risultati dell'autopsia, la morte di Camilla Sanvoisin, nessun segno di violenza sul corpo. Spazio e astronomia, promosso per lo spazio il primo astronauta disabile al mondo. Diamo anche un'occhiata alla BBC, tra l'altro omicidio di Diabolic, chiesto l'ergastolo per il killer. Diabolic era un ultra del calcio, se mal non ricordo. Comunque vi daremo poi gli aggiornamenti man a mano che faremo la nostra strada. Stasera si parla dell'Austria, si parla soprattutto del rifugiato siriano che a Villach in questo weekend ha accoltellato 4 persone, ucciso un ragazzino di 14 anni, per poi mettersi tranquillamente a ridere e sfidare anche, come ci racconterà tra un po' la nostra Lorella Gerace, che è responsabile della Lega per l'Austria. L'ho sentita poco fa prima di andare in onda, poi ascolterete la registrazione del nostro faccia a faccia. Bene, questo galantuomo, si fa per dire, è stato poi arrestato, era arrivato e in pratica adesso a quanto pare l'Austria sta vivendo un momento non molto facile, la gente è molto stufa e probabilmente, questo è il parere della nostra Lorella, alle prossime elezioni l'FPO, il partito di estrema destra, con cui nessuno per ora vuole governare, farà il pieno di voti. Andiamo oltre, perché sono le 18, 19 minuti e 25 secondi, tra poco avremo il qui Parlamento. Naturalmente ho parlato di questo anche con l'amico e collega Fabio Amendolara, valentissimo cronista di Nera della Verità, che mi ha detto una serie di cose, e naturalmente abbiamo parlato di eventuali possibilità di lupi solitari nel nostro paese. Ma per fortuna i nostri 007 e le nostre forze dell'ordine sono andate a scuola, ahimè, seguendo le mafie, e quindi quei metodi usati con successo contro di esse funzionano anche contro il terrorismo. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io questa sera do il bentornato a un frequentatore di questa trasmissione, che è stato anche graditissimo ospite e co-conduttore per parlare e ragionare un po' di economia nei meandri del Parlamento, l'onorevole Alberto Bagnai. Buonasera professore, bentornato. Ciao Antonino, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. E allora, ce la faremo ad avere questa rottamazione oppure no? Ma non vedo perché no, mi sembra che si stia facendo, diciamo così, un po' di lecito dibattito rappresentato, ma poi la realtà è quella dei numeri, e i numeri
riteniamo che ci daranno ragione e sulla necessità di questo provvedimento e anche sulla sua fattibilità. Molto bene. Ecco, ma più o meno che numeri abbiamo per questa rottamazione e con quali modalità ne potranno beneficiare i cittadini? Ma su questo si sta lavorando per evitare che sia un provvedimento di cui si avvalgano anche eventuali furbi di cui non possiamo ovviamente negare l'esistenza, non possiamo così giudicarla a priori. Ecco, sono in un momento di dialettica canina che sentirete forse anche voi, e la cosa importante di questa rottamazione, diciamo, l'innovazione metodologica è quella di prevedere rate tutte uguali, perché quello che ha causato il fallimento delle precedenti rottamazioni, 2 fatte dal PD, una dal governo giallo-verde e una dal governo Draghi, è stata l'aver previsto delle maxi rate iniziali che in qualche modo strozzavano, diciamo, di liquidità il contribuente, con il risultato che quando poi, mi riferisco alla rottamazione ter, il provvedimento è entrato a regime, purtroppo è entrata a regime anche la pandemia e le persone si sono trovate nell'impossibilità di poter onorare l'impegno che avevano preso. Quindi l'innovazione principale è questa: 120 rate tutte uguali. Molto bene. Ecco, invece per quanto riguarda il rapporto Draghi, che cosa vogliamo sottolineare, insomma, di questo rapporto? Cosa viene fuori? Ma Draghi ultimamente è molto prolifico. Di quale rapporto parliamo? Di quello che è uscito a settembre, di quello che ha detto a aprile? Perché lui, diciamo, continuamente esce fuori con proposte che però mi sembra che puntino tutte verso una direzione. Il debito che non si poteva fare in recessione per salvare il paese, per schermare il paese dalle conseguenze di uno shock negativo mondiale, di una recessione mondiale, il debito che non si poteva fare in quegli anni lì, adesso improvvisamente si può fare, però non per fare infrastrutture, scuole, strade, così, ma per acquistare armi, che fra l'altro poi in parte noi neanche produciamo, quindi sostanzialmente per importare prodotti. Ma chiedo agli ascoltatori che cosa pensano di un progetto simile, che non è un progetto orientato alla tutela delle nostre filiere, e noi non abbiamo nulla contro l'industria dell'armamento, è anch'essa purtroppo a modo suo un motore di crescita e di innovazione, però diciamo così in questo momento vediamo altre priorità, che è uno dei motivi per cui siamo così contenti che finalmente si cominci a parlare concretamente di pace, cosa che Trump aveva promesso e ha mantenuto. Certo, però vedere questa Europa che non c'è al tavolo della pace dovrebbe far riflettere molti. Ma sì, la riflessione è questa: l'Europa non c'è adesso perché non c'era prima, perché durante la Commissione von der Leyen 1 e anche l'inizio della Commissione von der Leyen 2, l'Europa non si è espressa a livello globale con una sua voce autonoma, indipendente, si è appiattita sulle posizioni non tanto degli Stati Uniti, perché noi siamo comunque alleati degli Stati Uniti, quanto proprio dell'amministrazione Biden, che era un'amministrazione che, adesso con tutto il rispetto umano e la simpatia, non era in grado di proporre un candidato credibile, perché non so se ve lo ricordate, adesso si può dire perché è arrivato Trump e è tornata la libertà di parola. Quando qualcuno un anno fa osava dire che Biden non gli sembrava molto adatto per assumere il ruolo di presidente degli Stati Uniti, veniva accusato di complottismo, veniva insultato sui social, gli venivano chiusi gli account, cioè noi siamo passati attraverso questo, cioè l'Europa è stata anche questo, fino a poche settimane fa è stata la repressione violenta del dissenso, cioè è stata sta roba qui. Quindi adesso, diciamo, l'Europa, se senza arroganza smetterà di insultare quello che adesso è e che si sapeva che sarebbe stato il presidente degli Stati Uniti d'America, siccome l'uomo è tutt'altro che stupido e non la prende senz'altro sul personale, ci sarà un posto, perché comunque l'Europa è la piattaforma logistica imprescindibile per procedere alla ricostruzione dell'Ucraina. Certo che se gli atteggiamenti sono o con noi o non si fa, sinceramente sono dei ringhi un po' ridicoli, sinceramente, dopo che non si è capito come bisognava posizionarsi, cosa che invece la Lega ha capito, perché ha espresso sempre rispetto
verso il presidente Trump e ha saputo creare delle interlocuzioni in modo molto lungimirante con quella amministrazione, che adesso è quella in carica, come era abbastanza prevedibile. Molto bene. Ecco, un'idea di questo vertice, che risultati potrebbero venire fuori da Parigi? Io non so neanche se stiamo parlando del vertice che si è svolto mentre mi avvicinavo a Milano, perché ero in treno. Io mi stavo occupando di tutt'altro, sinceramente. Quello che sarebbe utile, che penso che succederà, che il nostro governo farà, sarà portare una voce di buonsenso e di equilibrio, perché reazioni isteriche del tipo se voi non fate la pace con noi, allora noi facciamo la guerra agli Stati Uniti, ma mi sembra un po' ridicolo, sinceramente. Bisogna che l'Italia metta il buonsenso che finora l'Europa non ha messo nella gestione di questa storia e che riporti un po' di equilibrio e di serenità nella gestione di questo tipo di trattativa. Ecco, appunto, la questione dei dazi. Non mi pare che il muro contro muro sia una soluzione ideale, specie con uno come Trump. Ma il muro contro muro non è mai una soluzione ideale, però anche qui, se noi vediamo come viene gestita la questione dei dazi, constatiamo due cose. Primo, Trump è un negoziatore, quindi lui parte da una posizione, ma è anche pronto a riconsiderarla se dall'altra parte gli si viene incontro. Secondo, io vorrei ricordare che mi sono ho fatto questo esperimento concettuale, sono andato a rivedere la rassegna stampa dal novembre del 2016, quando tutti erano terrorizzati perché Trump era appena arrivato, ti ricordi, no? 8 anni fa, sostanzialmente, al febbraio del 2017, e tutti i titoli, i dazi, oddio, adesso che succede, l'apocalisse. E che cosa è successo? È successo che il commercio dell'Italia verso gli Stati Uniti è aumentato, le esportazioni sono aumentate del 13%, più che verso il resto del mondo. Perché? Ma per tanti motivi, anche ad esempio perché i dazi sono uno strumento selettivo. Noi non siamo il principale creatore di squilibri nella bilancia dei pagamenti americani, il principale creatore di squilibri è la Germania, e quindi chi ha da temere è la Germania. Adesso, a questo punto, che noi ci si debba immolare in nome di un bene comune europeo che quando ha potuto ci ha preso a sassate sui denti, a calci non dico dove, sinceramente adesso ognuno calma, noi siamo ovviamente per la pace universale, per la fratellanza galattica, tutto quello che vuoi, ma lo squilibrio lo hanno creato i tedeschi e adesso le conseguenze dello squilibrio se le beccano i tedeschi. Noi non credo che, non vorrei neanche sembrasse un atteggiamento ritorsivo o di particolare gioia per le disgrazie in cui è incorsa l'economia tedesca. Non è questo, è semplicemente che dobbiamo un attimo ritrovare un po' di equilibrio anche mentale nel gestire queste cose. Decisamente. Professore, per finire, qual è il prossimo impegno a livello tributario fiscale che il Parlamento dovrà affrontare? Ma noi dunque in Commissione stiamo proseguendo su tanti fronti, a partire dalla riforma del testo unico della finanza, a partire da i provvedimenti attualmente allo studio riguardano la redazione dei testi unici, riguardano anche un importante lavoro di semplificazione che stiamo facendo a vantaggio del contribuente. Quindi di lavoro ce n'è tanto. La mia commissione prevalente però in questa fase, ve lo ricordo agli ascoltatori, anche se questo contro il mio interesse, è quella che presiedo, che è quella di controllo degli enti gestori delle varie forme di previdenza obbligatoria, quindi le casse previdenziali, fondi pensione, l'INPS, eccetera, eccetera. Ed è soprattutto lì che si concentrano le mie attenzioni, e anche lì ci sono dei temi fiscali. Per esempio, fondi e casse hanno una tassazione diversa e le casse chiedono insistentemente che questa tassazione venga adeguata. Poi i fondi hanno tutta una serie di temi di incentivazione al loro uso, insomma, di cose ce ne sono tante. Il problema, se posso dirlo, visto che
così me ne dai indirettamente l'occasione. Il problema è che siamo rimasti in pochi. Io sono in 4 commissioni. Io sono in commissione finanze, da vicepresidente, quindi spesso devo presiedere anche lì. Sono in commissione affari europei, sono in commissione Covid da membro e sono in commissione enti gestori da presidente. Molto spesso bisogna essere in 3 posti contemporaneamente o bisogna lasciarsi scivolare sopra le cose che gli uffici o l'Unione Europea ti propongono senza avere il tempo materiale di leggerle. Questa è una cosa che secondo me bene non fa. Non è stata una idea geniale quella di privarci di rappresentanti nelle sedi parlamentari. Privarci perché sono un cittadino anch'io e anch'io ho qualcuno che mi rappresenta, i miei colleghi, quando io non posso essere lì banalmente, quindi questo vale per tutti. Certamente. Professore, il tempo è scaduto, però avremo il piacere di risentirci presto allora, d'accordo? Sempre a disposizione, grazie. Grazie, sigla e jingle. Qui Parlamento. Giovedì 20 febbraio torna il World Radio Day, l'evento radiofonico più grande d'Italia organizzato da Radio Speaker. Una giornata gratuita e aperta a tutti per festeggiare il mezzo più amato di sempre, la radio. Potrai fare networking, ispirarti e formarti con i professionisti del settore e le più grandi star della radio italiana. Giovedì 20 febbraio ti aspettiamo al Talent Garden Calabiana di Milano per il World Radio Day. Non fartelo raccontare, ottieni subito il tuo pass gratuito su worldradioday.it. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La linea, Antonino. Grazie Sveva. Allora, io ringrazio come sempre l'onorevole Bagnai, molto chiaro e molto determinato nelle cose che dice ed è molto apprezzabile, tra l'altro, avere il piacere di parlare con una persona che ha le idee chiare e lo dimostra, diciamo, in maniera abbastanza palese. Diciamo che il politichese e le fumosità non gli appartengono, e meno male, aggiungerei. Allora, adesso noi andiamo in Austria, cerchiamo di capire che cosa è successo a Villach in questo weekend. Commentate questo colloquio con l'amico Fabio Amendolara della Verità al 340 670 9659. Buon ascolto. Vai Sveva. Fabio Amendolara, valido e valentissimo collega della Verità, e in particolare io voglio commentare con lui questa cosa. Ieri, domenica 16 febbraio, tu eri sulla Verità con questo pezzo: Austria, rifugiato siriano uccide e Salaride, terrore a Villach, 23enne con permesso di soggiorno accoltella a caso 4 persone e fredda un 14enne. Il giovane è la terza vittima di stranieri in pochi giorni. Ieri sono decedute anche la mamma e la figlia di 2 anni investite a Monaco da un afghano. E c'è questa fotografia che francamente mi fa schifo, ma non per te o per i colleghi della Verità, ci mancherebbe pure, ma per quello che mostra, cioè questo disgraziato, dopo aver ammazzato un ragazzino che avrà 14 anni per sempre, sorride tranquillamente mentre la poliziotta austriaca sta per bloccarlo e impugna la pistola. Ora, io non ho mai visto uno che ammazza gente e ride, almeno ste robe mi sembravano da film. Ma detto questo, la domanda che ti pongo è: Fabio, quante serpi in seno abbiamo allevato con la politica dei porti aperti? Ma questo è un problema che sta esplodendo negli ultimi tempi, ma che affonda le sue radici nelle politiche promosse dal periodo Merkel, lo ricorderete tutti. Sì. I porti aperti venivano promossi dalla grande accoglienza tedesca, sostenuta anche poi dai francesi, ricordate Sarkozy. È partito tutto in quegli anni, pensavano di saperla gestire, e dopo anni e anni di, possiamo dirlo, invasione,
è chiaro che poi ci ritroviamo con le persone più marginalizzate che accumulano rabbia e scontento per anni e poi lo tramandano anche alle generazioni future. Sappiamo che gli immigrati di seconda e addirittura di terza generazione, soprattutto quelli che vivono nei contesti suburbani, nelle periferie, eccetera, come dire, maturano questi sentimenti di assoluta non integrazione e quindi poi si arriva ai gesti estremi che abbiamo visto non solo in Austria. Questo è veramente inquietante perché, come dicevi tu, alla fine, dopo aver ucciso un ragazzino e ferito gravemente altre 4 persone, prima di farsi arrestare se la rideva. Ma c'è anche un altro gesto, poi in quel momento eravamo veramente in corsa per la chiusura del giornale e non ci avevamo fatto caso, però i poliziotti che lo hanno arrestato, lì nella foto si vede che alza a metà, diciamo a mezza altezza, un braccio con l'indice puntato. Ecco, poi chi l'ha arrestato racconta che ha completato l'azione alzandolo verso il cielo. Quello è un gesto tipico degli islamisti radicalizzati e indica, diciamo così, che Dio è uno solo e probabilmente lui quel gesto lo ha fatto proprio in nome della sua estremizzazione religiosa. Quindi c'è tutto questo contorno che ovviamente adesso bisognerà chiarire se si tratta di un altro lupo solitario come quello lì che ha agito a Monaco, oppure se diciamo c'è una rete alle spalle di questi personaggi. Beh, certo, se ci fosse una rete avremmo già, per esempio, una rivendicazione dell'ISIS-K, mi permetto di suggerire. Guarda, diciamo le strategie dell'ISIS cambiano velocemente. Abbiamo visto addirittura in passato delle rivendicazioni di azioni che non è neanche certo che siano state portate a termine da personaggi legati all'ISIS. Oggi potrebbe essere una fase diversa dove magari c'è un inabissamento e forse non conviene neanche rivendicarla. Di certo ce lo diranno le indagini perché i telefoni cellulari e quant'altro di questi personaggi sono al vaglio degli inquirenti. Ecco, però io mi ricordo che in alcune nostre conversazioni 2 o 3 anni fa, alla fine 'sta trasmissione va in onda da 5 anni, quindi diciamo che ci conosciamo da un po' di tempo. Sbaglio o tu mi avevi detto una cosa che suonava proprio così quando era periodo di grandi sbarchi: "State attenti perché, come dicono i servizi segreti, tra quelli che arrivano col barcone, che scappano dalle guerre e tutta quella retorica, c'è anche una certa quota di gente che non ci vuole affatto bene". E mi pare che ora cominciamo a vedere gli effetti di quelli che non ci vogliono affatto bene. Però io non, cioè, a questo punto come fai a bloccare una cosa del genere? Per esempio, stamattina leggo sui giornali che il satanista integralista che voleva fare un attentato eclatante a Trento, un ragazzo di appena 15 anni, era in realtà figlio di islamici, è un italiano di seconda generazione. Però, sai, c'è anche questa remora a dire no, è un ragazzo di 15 anni, si dice di che origini, da dove viene, cosa fa. Allora, se noi qui non abbiamo nemmeno il coraggio di dirci la verità di come stanno le cose, come pensiamo di poter affrontare un problema del genere? Ma per molto tempo c'è stato anche una sorta di negazionismo. Voglio ricordare diversi attentati in Europa dove in un primo momento si era subito fatto la corsa da parte dei media, diciamo, progressisti ad affermare che di certo c'era un disagio, di certo era stato un raptus. In ultima analisi era possibile verificare se si trattava di un radicalizzato. Ecco, questa narrazione un po' è cambiata, lo abbiamo visto proprio in questi ultimi 2 attentati dove le forze di polizia non si sono fatte, diciamo, scrupoli a dire subito
sospettiamo che ci sia una matrice ideologica. Quindi probabilmente, per fortuna, un po' le cose stanno cambiando e il racconto di quello che accade è importante per far sì che i cittadini anche non continuino a subire il lavaggio del cervello che l'accoglienza fa bene ed è intoccabile. Questo in Europa. In Italia ancora forse non siamo a questo punto, No. lo abbiamo visto con Mimmo Lucano. L'altro giorno ho Infatti. scritto un pezzo per dire: attenzione, al di là delle questioni penali, a noi non ci interessa se il procedimento penale è andato bene, non abbiamo gioito quando è stato condannato. Noi, per noi basta il contenuto di quelle intercettazioni telefoniche, il contenuto di quelle inchieste giudiziarie e anche quello che non emergeva dalle inchieste giudiziarie, perché bastava fare una passeggiata a Riace per capire che quel metodo era semplicemente panna montata per farsi un po' di propaganda, cosa che sta riprovando a fare Mimmo Lucano, perché l'altro giorno, quando si è diffusa la notizia che la prefettura si era interessata alla sua condizione penale da condannato con pena sospesa per un falso in una delibera, lui ha riunito nella mediateca del paese diciamo le forze che gli sono rimaste attorno per dire ancora una volta che bisogna far conoscere all'Europa il sistema Riace. Ora, voglio dire, è caduta Riace, qualche giorno fa è caduta anche Badolato, e ad uno questi grandi modelli dell'immigrazione stanno venendo meno. E c'è un altro dato che non dobbiamo sottovalutare: quello lì che si è macchiato di aver investito oltre 30 persone come Pirilli e ne ha ammazzate 2 a Mosco, Sì. l'afgano, anche lui è passato dall'Italia ed era approdato proprio nella Locride. Quindi basta con questa storia che quelli che scendono dal barcone sono tutti rifugiati, quelli che sono richiedenti asilo tutti da valutare per bene, bene, accogliamoli, però facciamo attenzione perché poi ne passano tanti altri che si macchiano di reati di quel tipo. Esattamente. Senti, proprio su questo tema, no, si macchiano di reati di tutti i tipi e però nessuno sorveglia, cioè questi circolano, vanno, fanno, dicono. La cosa più interessante però che voglio notare dell'Austria, del caso austriaco, è quello che tu dicevi, cioè che la polizia è intervenuta peraltro a pistole sguainate. Non è che magari ora anche il diverso clima politico che c'è in Austria con l'FPO, eccetera, eccetera, può aver dato anche alle forze dell'ordine una certa libertà d'azione rispetto anche, diciamo, a questo clima che c'è in Italia, che quando un poliziotto si difende o quando un carabiniere insegue qualcuno, vedasi caso Rami, viene messo sotto scacco, viene messo in croce subito sui giornali perché l'assassino a prescindere è lui o deve essere lui. Cioè, è possibile che in questo paese ancora l'unico carabiniere o poliziotto buono è quello morto? Ma questa è una piaga che ci portiamo avanti da tempo. Ancora assistiamo alle manifestazioni pubbliche organizzate da una certa sinistra a personaggi che mimano il gesto della P38, che urlano contro l'APS, sì, Jacab, tutta quella roba lì. Jacab, eccetera, insomma, quindi c'è un movimento che affonda ancora le sue radici negli anni 70 e questo insomma, è molto preoccupante, ma è facilitato ed è agevolato e legittimato da tutto un movimento progressista che si muove all'interno del circuito mediatico. Se ci fate caso, anche le parole di Landini, pronunciate un po' di tempo fa, quando ha detto pubblicamente bisogna fare una rivolta contro il governo, cosa che peraltro non mi è stata permessa, diciamo, di dire durante una trasmissione di Formigli, dove appena ho parlato di Landini mi hanno staccato il microfono.
Viva la Ma libertà. Allora Vance sicuramente viva la libertà. Non è tanto cretino quando dice certe cose. Ma no, per carità, io capisco le posizioni ideologiche e politiche, però era una questione di cui potevamo dibattere. Certo. Poi rettifiche, non rettifiche, però quelle parole le ha pronunciate. E coincidenza, dopo quelle parole si è scatenato il corvetto, sono scatenati gli studenti, le manifestazioni, eccetera. E alle manifestazioni dei pro palle, alle manifestazioni per la scuola, contro il governo, eccetera, stranamente da un po' di tempo partecipano sempre questi personaggi sempre più facinorosi. A Milano addirittura abbiamo scoperto che il giorno in cui si teneva una manifestazione c'era a poca distanza un sit-in organizzato dai CARC, il nuovo partito comunista, che viaggia sempre, diciamo, su posizioni molto borderline, molto estremiste a sinistra. Quindi non bisogna buttare benzina sul fuoco, perché può diventare davvero incandescente. Decisamente. Senti, noi in Italia corriamo rischi di questo genere. Ci sono lupi solitari o comunque ci sono realtà che possono mettersi in testa di fare queste azioni così eclatanti, secondo te? Ci sono assolutamente, ce lo raccontano le inchieste giudiziarie. L'ultima era un cittadino straniero a Napoli che aveva fatto un sopralluogo davanti alla moschea, davanti alla sinagoga di Napoli, con l'intento, diciamo, di far mettere in campo un gesto eclatante. Per fortuna abbiamo ancora un'intelligence, un apparato investigativo che funziona molto bene, perché mutuiamo le esperienze investigative applicate alla criminalità organizzata, che ormai applichiamo veramente da una vita, e le abbiamo mutuate per le indagini antiterrorismo. E devo dire ce le invidiano in tutta Europa, forse in tutto il mondo, e forse anche per questo che in Italia non abbiamo visto gesti di quel tipo. Sicuramente, meno male. Senti Fabio, ma cioè, non sarebbe ora di cominciare a parlare di espulsioni, respingimenti? Però io vedo che questo governo è impantanato sull'Albania, si trova sempre davanti un giudice che, applicando la legge peraltro, rovescia quanto il governo decide e così via. Allora che si fa adesso? Che si fa? È un bel problema. Intanto forse dobbiamo inventarci dei meccanismi di accoglienza un tantino diversi. Io non so, il governo è convinto, diciamo, della soluzione in Albania, però era prevedibile anche la reazione di una certa magistratura. Forse anche la legge che ha, diciamo, spostato dai giudici di primo grado a quelli dell'appello la gestione, diciamo, di questi meccanismi, forse andava scritta, diciamo, con una precisione maggiore, tant'è che ha permesso poi l'utilizzo degli stessi giudici del primo grado in appello. Insomma, la vicenda non è cambiata, tradendo così lo spirito di quella che doveva essere la riforma. Insomma, i magistrati, quando vogliono, riescono a trovare è materia loro, quindi riescono a trovare i bug in qualsiasi attività legislativa. Probabilmente dobbiamo inventarci un meccanismo di accoglienza e di espulsione, ma anche di validazione dei permessi un tantino diversa. Qualche settimana fa il vice direttore della Verità Giacomo Amadori ha raccontato, ha ricostruito una storia veramente interessante che chiarisce questi meccanismi. C'era un migrante che aveva chiesto, diciamo, lo status di rifugiato, e la commissione territoriale l'aveva valutata
escludendo, nonostante c'erano negli atti, dei passaggi che riguardavano una sua radicalizzazione. Perché? Perché la concessione di un permesso di soggiorno viene considerata un'attività esclusivamente burocratica, non immaginando che invece anche quella può essere un'attività investigativa. Quando uno si legge determinati passaggi all'interno delle decisioni, senza averle segnalate, diciamo, a una procura, a una forza investigativa, è il sintomo che qualcosa non funziona. Esatto, insomma, diciamo che c'è qualche bullone da stringere. Assolutamente sì. Fabio, grazie del tuo tempo come sempre, al piacere di risentirci presto allora. Grazie a te e ai radioascoltatori. E rieccoci qua alle 18:51 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Queste sono le parole che mi ha detto Fabio Amendolara. Adesso state a sentire che cosa mi ha detto Lorella Gerace, che è responsabile della Lega per l'Austria, sempre in merito a quanto successo a Villach. Vai pure, Sveva. Stasera ho il piacere di ritrovare Lorella Gerace, che è responsabile della Lega per l'Austria. Allora, Lorella, ieri a Villach un siriano rifugiato accoltella 4 persone, ammazza un 14enne, se la ride mentre lo arrestano e già che c'è fa anche il simbolo indicando in alto che quindi la sua è una missione religiosa. E poi che è successo? Esatto. Qual è il clima? Bentornata intanto. Buonasera a tutti. Il clima è molto teso per 2 motivi. Primo, perché quest'atto terroristico in un paese così tranquillo e piccolo come Villach non se lo aspettavano. E secondo, perché siamo ancora senza governo, perché il partito di centro UVP non vuole abbassare la testa e quindi siamo senza governo più o meno. Allora, come giustamente hai detto te, un morto, 5 feriti, di cui un turco, il siriano di 23 anni che si chiama Ahmad G, si è radicalizzato da solo. Ha fatto tutto da solo, mettendosi in linea, in rete, con un sito su TikTok un po' criptato di jihadisti che si chiama Il Ritorno del Terrore. Questo l'hanno trovato nel suo telefono. Su questi tipi di piattaforma si affiliano a degli influencer jihadisti, centinaia di migliaia di persone che non devono radicalizzare loro, aspettano come il ragno nella tela gli insetti che arrivano e quindi questi vengono assoldati. Non c'è più bisogno di addestrare i cadetti terroristi, non li mandano più nei campi di addestramento in Siria, ora avviene tutto online. Così è successo anche con questo 23enne Ahmad siriano. È molto difficile per la polizia tenere sotto controllo queste persone. Voi pensate che in Austria abbiamo più di 100.000 residenti siriani ufficiali, il che vuol dire sono molto di più. Questi si muovono velocemente in rete, cambiano piattaforme online e quindi l'Austria ha un problema che non possono tenere sotto intercettazione le piattaforme online, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, per una legge che fu varata dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove si diceva che non si possono più controllare le persone per il pericolo di nazificazione. Allora, è possibile teoricamente, tecnicamente tenerli sotto intercettazione, ma ci vuole un permesso che è molto difficile ad avere dalla procura contro sarebbe un po' come la DDA italiana. Sono molto parchi nel dare questi permessi.
Ovviamente tecnicamente lo potrebbero fare, ma è molto difficile per la polizia avere questi permessi. I servizi segreti austriaci hanno istituito proprio per questo questi agenti virtuali per controllare queste reti jihadiste, e sono state istituite, non so se vi ricordate, fu cancellato un concerto della Taylor Swift a luglio, perché gli americani, la CIA avvertì l'Austria che ci sarebbero stati degli attacchi jihadisti. Allora furono istituiti questi agenti virtuali. Loro si difendono dicendo si muovono troppo velocemente da Telegram a TikTok a tutte le piattaforme, è molto molto difficile. Ma cos'è successo sabato? Questo 23enne siriano Ahmad si è, come ho detto prima, radicalizzato da pochissimo tempo, da qualche settimana. Sbarcò in Calabria, è venuto in Austria nel 2020, ha chiesto asilo politico. Gli fu concesso nel 21 la protezione sussidiaria, attenzione, che non è asilo, ma è una specie d'asilo, diciamo, che nel caso in cui nel paese di provenienza della persona richiedente cambiasse la situazione, vengono rimandati nel proprio paese. Sabato, improvvisamente alle 15:55, nel centro di Villach, come ho detto prima, un paesino termale, tranquillo, tira fuori un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri che aveva pagato 150 euro in un negozio di Villach 3 giorni prima, e comincia ad accoltellare a destra e a sinistra e ride e grida Allah Akbar. Allora, a questa scena si sono fermati un po' tutti, ma un rider che consegna il mangiare, pure siriano, l'ironia della sorte, vede che questo pazzo accoltella a destra e a sinistra, ingrana la marcia e lo mette sotto, facendogli fare un balzo di 10 metri. La polizia arriva esattamente dopo 7 minuti dopo, e già c'era una poliziotta lì che gli punta la pistola e gli dice fermo, sei arrestato, e lui ridendo gli dice se hai il coraggio sparami, e gli fa il verso con la mano. Lei rimane molto fredda, aspetta che arrivano tutti e viene arrestato. Lui dice poi nel primo interrogatorio di garanzia che lui sperava di essere ucciso dalla polizia, perché così si sarebbe immolato per la patria siriana, per lo Stato dell'Islam. Hanno fatto subito irruzione a casa sua e hanno trovato diverse armi, dei manifesti dell'ISIS. Hanno cominciato un po' a indagare sul suo telefono e hanno visto che quasi sicuramente si tratta di un lupo solitario, come fu un paio d'anni fa a Vienna quell'altro attentato jihadista. In questo appartamento abitano 2 persone, ma ufficialmente sono residenti 3 persone. Il terzo lo stanno ancora cercando, pure siriano. Ti chiedo scusa, Lorella. Sì. Ma questo dove li ha trovati 150 euro per comprare un coltello con 10 centimetri di lama? Ma non era un rifugiato? Bella domanda, ti ringrazio, perché così mi permetti di dirti che lo Stato austriaco, in mano al centro-sinistra, pensa bene di pagare queste persone mensilmente, che vanno da 370 e possono arrivare anche a oltre 1.000 euro al mese se hanno famiglia. E quindi già questo gli dà un po' di soldi, poi sicuramente qualche lavoretto a nero, fra virgolette, l'avrà fatto, e questo porta poi a avere i soldi facili, a stare a casa e a pensare ad altre cose. Ora, che succede? Kickel, che ha vinto le elezioni ma che non può governare perché non trova l'accordo con il partito di centro, ha detto che ora lo Stato si prenderà cura di Ahmed,
gli farà la terapia di deradicalizzazione, gli darà l'avvocato gratis, il processo costerà, e tutto è a carico di noi che paghiamo le tasse, e questo non è giusto. Non è giusto anche perché c'è una famiglia alla quale manca il figlio 14enne. Quindi lui dice: le regole sono sbagliate, bisogna cambiare. Pensate un po', in Austria, io vivo a Vienna, i taxi sono guidati da siriani, i mercati di frutta e verdura sono in mano a siriani, hanno spodestato i turchi, e questo oltre 100.000 siriani su un paese che ha appena 9 milioni di abitanti. Poi naturalmente abbiamo turchi, jugoslavi, eccetera, eccetera, ma i siriani sono più di 100.000. Ora, non bisogna sparare sui siriani tutti, perché il rider che ha praticamente fermato Ahmed è pure siriano, e lui dice: io non mi sento un eroe, io ho fatto una cosa che tutti avrebbero fatto, e per favore non pensate che tutti i siriani sono come lui. Io ho tanti amici che lavorano e sono integrati, e gli do ragione, però lui deve anche pensare che la radicalizzazione in Austria è principalmente siriana. Sì. Quindi questa è la situazione in questo momento. E ora le forze politiche si danno addosso l'un l'altro, i socialisti che fino ad ora hanno detto bisogna integrare, sì, perché quella sottosopra, ora invece dicono no, anche il sindaco di Villach dice no, bisogna cambiare le regole, ma se gli danno i soldi, se li accolgono tutti e noi li dobbiamo campare tutti, c'è un certo dislivello sociale, perché la gente comincia a essere un po' stufa. Ecco perché Kikel ha vinto, vuol dire che c'è da cambiare qualcosa. Questa è la silente Austria, che non è più silente e Austria Felix come nel film della Sissi. Infatti, allora a maggior ragione. L'Austria, dove l'FPO ha vinto e tutti a dire che erano un partito di nazisti. Ecco, ma quindi chi è che deve governare questo paese? Soprattutto chi è che deve rispondere al bisogno di sicurezza di una nazione? Allora, Kikel ha fatto un progetto di legge proprio per regolare l'asilo e quant'altro, tutto l'ambaradan che sta insieme all'asilo. Il partito di centro, l'OVP, non vuole questo perché ha paura di perdere voti, ne ha persi già tanti, e i socialisti continuano ancora a dire non si può fare di tutta un'erba un fascio, bisogna accogliere. Ma l'Austria è un paese piccolo, abbiamo già il 16% di inflazione, la vita qui è carissima, gli stipendi non crescono, quindi in qualche modo bisogna cercare di trovare un modo di convivenza, e non è sicuramente quello dell'accoglienza senza confini. Certamente. Senti, che clima cogli tu tra la gente? La gente è stufa, ha paura. Se tu vai nel tram o nella metro a Vienna non senti parlare tedesco mai. Ti racconto un piccolo episodio. Ieri l'altro sono andata in centro con la metro, e c'era un arabo di madrelingua che aveva i piedi sul sedile vuoto davanti a sé, non c'era posto a sedere, c'era solo questo, e io gli ho detto in tedesco: ma che vuol dire mettere i piedi sui sedili? E lui si è alzato in piedi minacciandomi e mi ha detto: io, scusate la parolaccia, io faccio quello che, caspita, lui ha detto un'altra parola, mi pare, e la metropolitana non è tua, brutta stronza, esci. No? Io ho reagito violentemente, ho detto nemmeno tua, e impara il tedesco, perché parlava molto male tedesco, impara il tedesco, impara le nostre regole, impara
a rispettare le persone. Lui è diventato violento e una ragazza, che penso fosse la sorella perché gli somigliava, lo ha fermato, ma lui mi avrebbe picchiato molto volentieri, ma io zitta non sto, mi dispiace. Non bene. E questa è l'atmosfera con la quale noi viviamo. Io vado al mercato a comprare la frutta e parlo italiano, perché tanto o parlare italiano o parlare tedesco, loro non parlano tedesco, per cui tanto vale che io parli italiano. Allora mi intendo a gesti, 1 chilo, 2 chili, dammi questo, ma non è bello, cioè non c'è assolutamente nemmeno la voglia di integrarsi. I matrimoni li fanno pattuiti come li fanno nei loro paesi. Insomma, non c'è voglia di integrarsi, ma c'è voglia invece di usurpare un diritto, un paese, prevaricare le abitudini e quello che esiste in un paese civile come l'Austria. E questo la gente non lo accetta più. E Kickl ha vinto e in questo momento sono di nuovo nelle trattative. Secondo me si andrà di nuovo alle elezioni e quando andremo alle elezioni sicuramente Kickl avrà ancora più voti. La gente è stufa di pagare per tutta questa gente che non fa nulla, è stufa di avere scippi, furti, violenze davanti alle scuole. Ci sono le bande di ragazzini di 12-13 anni che attaccano i ragazzini che escono da scuola per rubargli pochi euro, i telefonini. Non era così la Vienna quando sono arrivata io 30 anni fa, era ben diversa. E questa è la politica dell'accoglienza, fra virgolette, accogliamo tutti, e quindi ora hanno preso questo paese in mano. Addirittura Villach, che io non so se quanti di voi conoscono Villach. Villach è un paese carino, piccolo, termale, con dei belli alberghi, sciistico, al confine con l'Italia, tranquillo. Se attaccano anche un paesino così, allora siamo proprio alla frutta. Credo sia la perfetta fotografia di quello che succede. Teniamoci in contatto, grazie del tuo tempo. Grazie a voi, un saluto a tutti. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva. Allora, avete ascoltato insomma le parole molto chiare anche di Lorella Gerace, che voglio ringraziare, responsabile della Lega per l'Austria. Adesso però passiamo a qualcosa di più lieto. Lascio comunque questi 2 documenti di questa sera alla vostra riflessione personale. Adesso noi passiamo a qualcosa di più lieto, perché vi voglio portare insieme a Carla De Bernardi ai Giardini Montanelli di Milano per la grande città. Subito dopo ci saluteremo con Bruno Risas, L'albero delle noci del 2025. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade.
c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano, non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. E allora, questa sera è tornata a trovarci Sua Eleganza Carla De Bernardi, che è anche una benemerita memoria di questa città. Beh, dovremmo ringraziare anche i suoi piedi, già che ci sono, perché senza i suoi piedi altrimenti non avremmo il suo bellissimo libro sulla Grande Milano e gli altri volumi che lei ha scritto e sul cimitero monumentale e quindi la cosiddetta piccola città, che era anche la rubrica con cui ha esordito qui in radio insieme a Giulio Cainarca, che ha anche tutti i cammini che lei ha percorso, non escluso e non ultimo anche quello di Santiago de Compostela. Prima o poi ne parleremo se vorrai. Senti Carla, allora intanto come? No, dico del cammino di Santiago, la via Francigena, io di cammini ne ho fatti tanti. Ecco, per cui a maggior ragione sarà bello parlare anche di questo, a parte, diciamo, al lato della città. Senti, Carla, stasera ci porti ai giardini. Quali giardini? Allora, sono i giardini cosiddetti pubblici di via Palestro, si sono sempre chiamati così, ma da qualche anno si chiamano giardini Montanelli, perché sono stati dedicati a Montanelli. Tu sai che Montanelli si chiamava Indro Alessandro Raffaello Schizzogene. Sì, è vero, Schizzogene vuol dire generatore di conflitti e gli si adatta benissimo. Montanelli ha una sua statua ai giardini, fatta da questo Vito Tonelli. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Fa il Piermarini, fa appunto dei giardini tradizionali, dei giardini alberati con questi grandi viali, questi grandi cancelli. Poi il Balzaretto li trasformerà un po' in giardini all'inglese, quindi ci sono anche delle modifiche strutturali. Nel 1881 i giardini saranno la sede dell'Esposizione Universale, un'esposizione molto importante che avrà un sacco di cose molto speciali, tipo anche come si dice, un percorso sopraelevato. Nel mio libro queste cose le descrivo, ma adesso non ci dilunghiamo. E sarà l'Esposizione Universale appunto del 1881. Poi nel 1920 sarà la sede della prima fiera campionaria. La prima fiera campionaria ha sede lì e poi si sposterà al quartiere della fiera che conosciamo tutti, a Lotto, no? Tra Piazzale Lotto e Piazzale Giulio Cesare. Questi giardini, quando fanno l'esposizione dell'81, creano anche una collinetta dove costruiscono una cosa che chiamano il Padiglione del Caffè, che era un luogo di ritrovo, una sala da tè, dove si andava per l'appunto durante l'esposizione e poi dopo a prendere il tè, il caffè, il Padiglione del Caffè. Adesso è sede di un asilo, di una scuola materna comunale ed è bellissimo. Anche quello negli anni 20 è stato ristrutturato dall'architetto De Finetti. È una bellissima costruzione molto suggestiva, di fronte ci sono un grande spiazzo con delle grandi piante di ginkgo biloba, e anche sulle ginkgo biloba ci sarebbe dire delle cose, ma se attacchiamo con le ginkgo biloba non ci andiamo un po' lunghi. Diciamo solo che era un albero molto amato da Goethe e che è stato l'albero che è sopravvissuto a Hiroshima.
Hiroshima ha distrutto gli alberi e sono sopravvissuti solo 4 o 5 esemplari di ginkgo biloba, tanto per dirti. E poi i giardini pubblici sono dei giardini botanici, hanno un sacco di specie, a parte i ginkgo, che c'è il ginkgo femmina e il ginkgo maschio, ci sono anche come si chiamano? Degli alberi rari, per esempio c'è il cipresso calvo delle paludi, poi ci sono dei bagolari, che è un albero che a Milano è molto diffuso, ci sono delle araucarie, che era un albero molto amato da Neruda, insomma, poi ci sono dei cedri dell'Atlante, dei cedri del Libano, insomma, diciamo che non manca niente sotto il profilo botanico a questi giardini. Poi c'è la famosa quercia di Montale, che oramai è un grosso pezzo di legno che è diventato sede, come dicono gli esperti e quelli che capiscono tutto, di biodiversità, perché dentro si annidano animaletti, vermiciattoli, tutte queste robe qui, che era la quercia dove sembra si sedesse sempre Montale sotto a scrivere, non lo so, a leggere. Così come Montanelli si sedeva sulla panchina di fronte al suo monumento, e dove fu, se ti ricordi, ci fu un attentato, quando lui uscì dall'Hotel Manin, ci fu un attentato, e questo ci porta appunto in un'altra zona ancora della storia di Milano. Ma torniamo ai giardini. A un certo punto, ai giardini pubblici, dove ci sono dei grossi platani, dei platani veramente molto molto maestosi e importanti, nel 1979, sotto un platano dove c'è il laghetto, perché ai giardini pubblici c'è un laghetto con le paperelle, e lì ti viene in mente il giovane Holden, no? Quando dice, chissà le paperelle, le anitre, lui le chiama, dove vanno in inverno quando il lago è gelato. E anch'io da ragazzina mi facevo questa domanda, non ero Salinger, ma questa domanda me la facevo anch'io. Di fronte al laghetto c'è il trenino, che c'è da 50 anni, questo trenino piccolissimo con dei vagoncini minuscoli, dove possono salire i bambini piccoli, ma anche le mamme se si rannicchiano, e fa il giro di un tratto del giardino. Poi c'erano i pony, che non ci sono più, c'erano 2 pony, uno bianco e nero e uno, mi pare, tutto nero, dei piccoli pony con le criniere piene di mosche. E quindi questi sono tutti ricordi di quando io ero bambina, perché io andavo lì ai giardini pubblici, perché abitavo in zona. Al tempo c'era anche la pista di pattinaggio, la patinoire. Poi c'è ancora la pista di autoscontro, già allora c'è ancora, e c'è ancora la giostra, una di quelle classiche giostre, sai, quelle illuminate. Quindi diciamo che i giardini avevano un sacco di attrazioni. E a un certo punto, nel 79, arriva un signore, un ex funambolo, che siccome non poteva più fare le acrobazie perché era caduto e si era fatto male, a un certo punto decide di piazzarsi sotto il platano sul bordo del lago, e eccolo qua, Luciano Dosi, è vestito come Maurice Chevalier, con una bombetta, un pastrano nero e dei guanti. Cosa faceva? Girava un organetto, e poi aveva un pupazzo che si chiamava Gaston, e Gaston lui lo faceva parlare da ventriloquo. Quindi Luciano Dosi cantava canzonette tipo Pippo Pippo non lo sa, Papaveri e papere, che per me la cantava anche il mio papà. Poi cosa ti posso dire? Altre canzoncine come Maramao perché sei morto. E stava lì e girava l'organetto, il pupazzo Gaston diceva, anche lui cantava, poi c'era una scimmietta che veniva appunto movimentata anche quella da lui attraverso il pupazzo Gaston, l'organetto, e stava lì sotto il platano, e poi gli si dava una monetina, e rimase lì tantissimi anni. Adesso non mi ricordo in che anno morì Luciano Dosi, però vabbè, non importa, però è rimasto sotto quel platano veramente tanto tempo. Quando è morto hanno messo questo cartello plastificato in cui si dice grazie Luciano, e si ricorda appunto che lui, ecco vedi, adesso la data è, sotto c'è una data, 1979-2013, mi pare. Sì. Però nel 2013 è stato messo il cartello, ma lui credo che sia morto prima. Non lo ricordo quando è morto. Possiamo provare a guardare su Wikipedia, perché è un sto personaggio... cercando di aprire Vivere a Milano mentre tu parli. Luciano Dosi
Poetico cantastorie, Sì, è morto eccolo qua. nel dicembre 2012. Ah, ecco, vedi, nel 2013 gli hanno messo questo, Il questo cantastorie dei cartello. giardini. Lui era del Sì. 42, classe 1942. Esatto. Ex funambolo che cadendo non poteva più fare quel lavoro lì e decide di piazzarsi lì sotto, e ci stava tutto il giorno, tu lo vedevi sempre ai giardini. E c'era questo organetto che era veramente struggente, ma io me lo ricordo da bambina. Poi poco oltre c'erano i 2 cavallini, 2 pony, dietro c'era il laghetto, di fronte il trenino, insomma erano dei giardini con una certa magia. E, Luciano Dosi, quando è morto, gli hanno messo questo cartello, il plastificato, ma secondo me meriterebbe qualche cosa di più di questo. Per tornare, e poi c'era lo zoo, ma dello zoo parleremo la prossima volta, se sei d'accordo, perché lo zoo Va bene. merita un capitolo a parte, soprattutto perché poi ci sono quelli che amavano questo zoo storico, come me, la mia mamma e questi poeti che ogni tanto andavano a vederlo, e quelli che invece avevano in antipatia lo zoo perché gli animali erano sacrificati. Quindi diciamo che tutte e due le cose erano presenti, e anche lo zoo ha chiuso nel 92, quindi è stato molto a lungo aperto. Tornando ai giardini, i giardini appunto vengono fatti dal Piermarini. E cosa c'era ai giardini? Allora, c'erano degli orti, perché c'erano 2 conventi, il convento di San Dionigi e il convento delle Carcanine. Il convento delle Carcanine non c'è più. La basilica di San Dionigi, c'era una basilica, una delle 4 basiliche ambrosiane. Sai che le basiliche ambrosiane sono 4, sono San Lazzaro in Brolo, San Simpliciano, San Dionigi e Sant'Ambrogio, ovviamente. E sono messe a croce, se fai la mappa le sono messe in una croce. San Dionigi era posta nel punto in cui si dice che entrò a Milano nel 56, 55, 52, insomma in quegli anni dopo Cristo, il primo vescovo di Milano, che era San Barnaba. 13 di marzo del 52, metti, fai 52, poteva essere 53 o 54, Sì. entra a Milano Barnaba e, con un bastone, e piazza questo bastone in una pietra, e con le mani traccia dei raggi col dito sulla pietra, che docile si fa fare questi 13 razzi. 13 marzo e a Milano il 13 marzo si chiama il Tredesin de Marz, Sì. ed è una festa in cui in Porta Romana si fa, adesso non so se si fa ancora, col Covid l'avevano bloccata, non so se hanno ripreso, si fa un mercato dei fiori, proprio per ricordare il Tredesin de Marz, che praticamente è l'inizio della cristianità a Milano, con San Barnaba, il quale arriva a Porta Venezia, dove ci sarà la basilica di San Dionigi, poi si sposta verso Porta Ticinese con un codazzo di persone che lo seguono, perché questa cosa della pietra come si dice, ha colpito molto tutti, e poi appunto la chiesa verrà spostata nella chiesa che c'è in corso di Porta, non di Porta Romana, ma di corso di Porta Vigentina, che non mi ricordo come si chiama, la chiesa è molto bella, si va lì nella navata, nella navata centrale, nel camminamento della navata centrale c'è infossata la pietra di San Barnaba. San Barnaba va via dai giardini e si porta verso Porta Ticinese, entra a Milano da Porta Ticinese, e da allora tutti i vescovi milanesi entrano da Porta Ticinese, e anche i condottieri entravano da Porta Ticinese. Entrò da Porta Ticinese col suo esercito Francesco Sforza, che non era milanese, era romagnolo, no? Quando arriva a Milano anche lui, probabilmente per marcare la sua importanza, entra alla Porta Ticinese. Poi da Porta Ticinese Barnaba si spostò verso via Santa Croce, dove cominciò a battezzare i primi cristiani. Questa è la storia di San Barnaba. Però la basilica di San Dionigi non c'è più, ma qualche anno fa, non so se tu lo sai, io ero andata a vederlo con la Paola D'Amico, la nostra solita amica che dobbiamo sempre citare perché è un grande personaggio del giornalismo. Con Paola mi ha detto: andiamo a vedere i resti di San Dionigi. Siamo andati a Porta Venezia, ai giardini pubblici, verso i bastioni, e lì, durante degli scavi, non so dirti perché cosa li avevano fatti, saltano fuori i resti di San Dionigi.
Il fatto è che poi io qualche anno dopo sono tornata a vederli, ma di recente, sono stati coperti. Allora ho chiesto alla soprintendente, che allora era ancora la Ranaldi, come mai erano stati coperti i resti. E lei mi ha risposto in un modo piuttosto stupefacente, perché mi ha detto, abbiamo dovuto ricoprirli per forza, così come ricopriamo tantissimi reperti antichi e anche di epoca romana che troviamo, quindi l'epoca romana è precedente ancora a quella certo. del cristianesimo, perché non possiamo gestirli, perché una volta che li abbiamo scoperti e li abbiamo esaminati e studiati, non possiamo tenerli aperti. Cosa possiamo mettere? Dei custodi ai resti della Basilica di San Dionigi, quindi siamo stati costretti a richiuderla. E questo credo che stia succedendo anche nella zona delle Cinque Vie, che hanno scoperto lì invece dei resti romani, perché lì c'è tutta la Milano romana in quella zona lì. Detto questo, quindi c'era il convento delle Carcanine, e questo convento dove poi viene fatta la Basilica di San Dionigi, e questi monache e monaci davano il terreno dove adesso ci sono i giardini pubblici, li avevano adibiti a orti. Poi quando arriva il Piermarini cambia tutto, ma nel frattempo su un palazzo del XVII secolo, che era Palazzo Dugnani, che dà su Via Manin, dove c'è l'Hotel Manin dall'altra parte, e sui giardini e sulla fontana dei giardini, cosa fa questo palazzo? Questo palazzo viene ristrutturato, passa di mano diversi proprietari. All'inizio era dei Cavalchini, perché la Via Manin si chiamava Via Cavalchini, infatti. Quindi prima era dei Cavalchini, poi passa ai Casati e poi passa ai Dugnani e diventa un palazzo rococò. Tant'è che all'interno ha degli affreschi molto importanti. Il salone centrale è affrescato dal Tiepolo. E io l'ho visto tante volte, l'ho visto, fai conto, quanto dura un anno scolastico? 250 giorni? Più o meno sì, 220. Ecco, moltiplica per 5, fa 1000, perché io andavo a scuola, alla scuola femminile, liceo linguistico umanistico Alessandro Manzoni, che aveva sede in 1100. Palazzo. Ecco, quindi noi salivamo il grande scalone e poi c'era un ballatoio su cui si erano aperte tutte le aule, la mia poi aveva dei finestroni che dava sui giardini e il grande scalone era affrescato dal Tiepolo ed era un affresco bellissimo, c'erano dei putti che trascinavano una figura in trono che non mi ricordo chi fosse, comunque un affresco tipicamente tiepoliano, quindi proprio, sai, il Tiepolo ha fatto anche altre cose a Milano, no? Come Palazzo Clerici. E quindi noi andavamo a scuola e facevamo merenda, sgranocchiavamo le nostre merendine sotto un cielo fatto dal Tiepolo. Tra l'altro la scuola Manzoni, liceo linguistico umanistico, e siccome ci sono stata per 5 anni, queste cose le so di prima persona, intanto era stato fondato da Carlo Tenca, scrittore, giornalista, rivoluzionario, compagno di vita di Clara Maffei, no? La contessa rivoluzionaria. E lui a un certo punto aveva introdotto lo studio del latino per le ragazze, perché era solo femminile, e poi aveva introdotto lo studio del diritto, e mi sembra che avesse messo il latino al posto del ricamo, perché voleva emancipare le ragazze. È rimasta femminile, solo femminile fino a quando ci sono stata io, e anche anni dopo. Adesso non è più femminile soltanto, ovviamente, e non è più in Via Manin, si è spostata, mi pare, nella zona di Lambrate. Io ho una nipote che studia lì, che studia anche il cinese. Ai miei tempi io studiavo inglese, francese, latino, che c'era il latino, non c'era il greco, storia dell'arte, diritto, quindi era detto liceo linguistico umanistico per le ragazze, diciamo della borghesia milanese. E tantissime ragazze che erano lì con me a quell'epoca sono poi rimaste mie amiche, le conosco, le ho frequentate, abitavamo tutte nella zona in cui c'era questo parco. In particolare erano mie compagne di classe, non tutte e tre, ma una, perché le avevano separate in 3 classi, le famose gemelle Imec, te le ricordi? Le Colmaghi? No. Ecco, adesso purtroppo recentemente una di loro, la Nicoletta, è morta un paio di mesi fa e sono rimaste in 2. Comunque le 3 gemelle Image, che erano quelle che saltavano sul materasso, no? Per fare la reclama. Bidi bodi bu.
esatto, erano a scuola con me. E quindi andavamo a questa scuola Alessandro Manzoni e c'è questo Palazzo Dugnani. Poi ci sono altre costruzioni molto importanti, come dicevo all'inizio, ai giardini pubblici. C'è il museo come si chiama, di scienze naturali, che è una costruzione eclettica con tante guarnizioni in cotto, con questo stile un po' neomedievale, tra il neomedievale e il classico, fatto dall'architetto Cerutti alla fine dell'Ottocento, e che adesso ospita tutta una serie c'è un grande dinosauro, non so se si sa il Tyrannosaurus Rex o che cosa, mio nipotino è un esperto di dinosauri, saprebbe dirmi che dinosauro è. E poi c'è tutta la storia dell'evoluzione dell'uomo, e poi ci sono questi grandi diorami che sono delle ricostruzioni a grandezza naturale di scene naturalistiche, fai conto, in Africa, in Asia, in Antartide, con gli orsi, con le scimmie, e tra l'altro la famosa elefantessa Bombay, detta Bombe, che era allo zoo, le è stato dedicato un diorama. Quindi se uno vuole trovare l'elefantessa dello zoo, di cui parleremo poi la prossima volta, al Museo di Scienze Naturali, trova questo diorama con un ambiente appunto, direi africano, perché lei, no, però Bombay era indiana, quindi era un elefante indiano. Sai che gli elefanti indiani africani si diversificano per diverse cose, tra cui la dimensione delle orecchie. Sì. E credo che quelli indiani abbiano le orecchie più piccole, se non dico una scemenza. Sì, Se c'è quell'africana ce l'ha più grossa, sì. Esatto. E comunque la Bombay è lì bella imbalsamata nel suo ambiente naturale ricostruito. Poi abbiamo il planetario Oepli, perché fu Ulrico Oepli, l'editore, a regalare il planetario alla città. Il planetario è un posto meraviglioso dove vai a vedere delle conferenze straordinarie che ti fanno vedere il cielo stellato, ti parlano di galassie, di pianeti, eccetera, eccetera. E per questo dono che lui ha fatto alla città, Ulrico Oepli ebbe l'intitolazione di un asteroide. L'asteroide 8111 è dedicato a Ulrico Oepli, e lui commissionò il planetario a Piero Portaluppi, che è un altro personaggio a cui dovremmo dedicare una puntata. Io nel mio libro gli ho dedicato un capitolo, perché Piero Portaluppi, oltre ad aver fatto a Milano delle meraviglie architettoniche di tutti i tipi, tra cui una al di là di Corso Venezia, proprio di fronte ai giardini pubblici, è un palazzo che si chiamava Palazzo Buonarroti Carpaccio Giotto, e sono due palazzi in verità identici, in stile portaluppiano, che è uno stile diciamo razionalista per semplificare, e sono due palazzi identici uniti da un arco, e con i portoni che entri in uno dei due palazzi da una parte e dall'altra, ed è un palazzo molto famoso a Milano. La parte alta sono dei giardini pensili, è uno dei più bei palazzi di Milano, e Portaluppi a Milano ha fatto tante di quelle cose che te le risparmio in questo istante, ne riparleremo, ma comunque il planetario lo fece lui. Lo fece lui, tra le altre cose che fece, ricostruì per dirti, la Brera dopo i bombardamenti, fece la piccola scala, rifece la pavimentazione del Piazza Duomo, quindi appunto merita che gli dedichiamo più attenzione di così. Quindi abbiamo come si chiama? Il Museo di Scienze Naturali, il planetario, e sono vicini, separati da un tratto di un viale. Poi c'è questo palazzo a torre, annesso un altro palazzo bianco più basso, a 3 o 4 piani, che sono questi palazzo costruito da Gio Ponti e Emilio Lancia, e quelli sì, sono proprio esempi di architettura razionalista. La torre è fatta da Emilio Lancia e la parte bianca è fatta da Gio Ponti. Poi al Palazzo Dugnani l'abbiamo detto, il Padiglione del Caffè l'abbiamo detto, e queste sono le costruzioni dei giardini pubblici. Poi i giardini pubblici sono un museo a cielo aperto, perché sono pieni di statue. A parte schizzogene, schizzogene, noi abbiamo diverse statue di personaggi molto interessanti. Allora abbiamo, tanto per dirti, Antonio Stoppani, l'abate Stoppani. Sì. Tu lo sai che l'abate Stoppani, la sua opera principale si chiama Il Bel Paese. Sì.
Hai mai notato che sui formaggini Belpaese c'è raffigurato l'abate Stoppani? Sì. C'è la cartina dell'Italia, perché lui scrisse il Belpaese sulle meraviglie d'Italia, e quindi il Belpaese ha una cartina dell'Italia e nel tondo il faccione dell'abate Stoppani. L'abate Stoppani ha una bellissima statua in piedi, molto ieratica, molto assertiva, fatta mi pare dal Confalonieri, e altrettanto Confalonieri fece invece di fronte a Palazzo Dugnani un altro importante personaggio, che è Rosmini, Antonio Rosmini. Poi abbiamo un'opera di arte contemporanea di Rosenthal, americano, che sono i 4 cavalieri dell'Apocalisse e il cavallo bianco, i 4 cavalieri e il cavallo bianco dell'Apocalisse, che ricordano molto Marino Marini, e sono di fronte a Schizzogene, vicino a un platano secolare, dove c'è l'area cani intorno a questo platano. Poi abbiamo un personaggio molto intrigante che si chiama, adesso te lo dico come si chiama, è il mio amato perché sembra mio nonno, Ernesto Teodoro Moneta. Ernesto Teodoro Moneta è lì con il suo vestitino di marmo, il suo pizzetto, la catena dell'orologio, come si chiama, il farfallino, il gilet, una mano sul fianco così che ti guarda, opera di Tullio Brianzi, che è un autore che a me piace molto, che ha fatto tante cose al Monumentale, e Ernesto Teodoro Moneta era giornalista e pubblicista, e vinse il premio Nobel per la pace. Credo che sia l'unico italiano che abbia vinto il premio Nobel per la pace. E la dicitura dice appunto giornalista e pubblicista, apostolo di libere genti, perché era uno spirito molto liberal. Poi, a parte appunto, abbiamo detto Stoppani, Rosmini, Schizzogene, Rosenthal e come si chiama, Ernesto Teodoro, abbiamo altri 2 monumenti importanti, fatti questi da Luigi Secchi, che sono Giuseppe Giacosa, librettista d'opera, librettista di Puccini, e Gaetano Negri, sindaco di Milano, a cui è intestato l'istituto Mario Negri. No, non c'entra niente, no, lui non si chiama Mario, come si chiama? Gaetano, quindi non c'entra con Mario Negri. E poi c'è vicino al planetario una scultura che è stata aggiunta molto di recente, che è Boscovich. Boscovich, sai, l'astronomo. È stata aggiunta qualche anno fa ed è Boscovich è il fondatore dell'osservatorio di Brera, no? E la sua statua è una statua molto imponente di bronzo, eccolo qua, monumento a Ruggero Giuseppe Boscovich, è una scultura di Ivan Mestrovich, che è un importante autore, direi che lui sia, di dov'è? Beh, Mestrovich ci dice che era comunque un signore che viene dall'est, no? Eccolo qua, Ivan Mestrovich era croato, naturalizzato statunitense. E questo Boscovich è molto bello, è molto grosso e tiene tra le braccia un planetario. E quindi questa qui si è aggiunta nel 5-6 anni fa, credo. No, ecco, nel 2017. Fu donato alla città di Milano dalla Croazia. La Croazia ci regalò questa bellissima opera. Quindi capisci che tra Rosmini, Stoppani, Schizzogene, i cavalli dell'Apocalisse, Boscovich, Negri, Giacosa, no, poi c'è un busto che ricorda il Balzaretto, che è quello che ha rifatto i giardini del Piermarini alla fine dell'Ottocento, e poi c'è anche una grande lapide con una testa in marmo, mi pare di ricordare, che invece è dedicato a Emilio De Marchi, che era un pedagogo, si dice pedagogo? Sì. Che scrisse molti libri, e quindi c'è anche questa lapide per De Marchi, il Balzaretto, tutte quelle sculture che ti ho detto, tutti quei palazzi che ti ho detto, e poi le opere d'arte naturali, quindi gli alberi, i ginkgo, questi enormi platani, ti ho detto prima, il cipresso calvo delle paludi, e quindi i giardini Montanelli. Io ho organizzato più volte passeggiate ai giardini, e poi di solito finiamo con un picnic, perché si fanno durante la bella stagione, quindi ci portiamo ognuno il picnic
e porto tutte le persone a vedere queste cose. Poi chi ha voglia ancora, perché non ne ha abbastanza delle mie chiacchiere, ci spostiamo anche alla Villa Reale che è di fronte, che è l'ex Villa Belgioioso, no? Dove morì Radetzky, tra le altre cose, e dove ha sede la GAM, Galleria d'Arte Moderna. E lì ti ricordi l'attentato del luglio 93 Sì, che mi fece ricordo. esplodere il PAC? E questo è un altro episodio della storia milanese che va ricordato. Tra l'altro ti ricordi anche che abbiamo detto che un giorno parleremo anche delle rapine, perché Milano ebbe un periodo di rapine, la rapina al Banco di Napoli, la Sì. rapina al gioielliere Colombo, poi c'era il correlato dei rapimenti che rapirono un sacco di gente, Loronzo De Nora, no, Nicolò De Nora, figlio di Oronzo, fondatore dell'omonima casa farmaceutica produttrice della mucchina, che tra l'altro la mucchina è un brevetto che gli ha fatto fare veramente una caterva di denari, e poi durante il Covid questa si è moltiplicata, perché ti ricordi che tutti avevano il flaconcino di amuchina in Come tasca? no? Come no? E la sede della De Nora è ancora adesso in via Bistolfi all'Ortica. Ci sono passata quando ho fatto il mio giro di Lambrate dell'Ortica. E quindi, per esempio, il De Nora fu il rapito che fu rapito più a lungo, 500 giorni, mi pare, una roba così. Quindi c'è anche quel periodo lì che poi vide la reazione di Tognoli, che quando divenne sindaco, per evitare che la gente avesse paura di uscire di casa, perché si aveva paura di uscire di casa, si mise a distribuire la domenica sotto un gazebo in Piazza Duomo il risotto. Non so se ti ricordi. No, Fu questa non la un'iniziativa. sapevo. Sì, fu proprio un'iniziativa per dire alla gente: uscite di casa, venite a mangiare un risottino giallo in Piazza Duomo, ve lo serve il sindaco Tognoli. Quindi questi giardini, a parte anche la struttura, questi grandi vasi del Piermarini, e poi di fronte alla Villa Reale, e poi i boschetti che poi finiscono all'Archivio di Stato, che è un'altra bellissima costruzione. Quindi quella zona lì c'è talmente tanto da vedere che è veramente una zona che merita di essere visitata. I giardini pubblici meritano una visita, perché tra statue, piante, architetture, il laghetto, il trenino. Il trenino c'è, dove ci sono i trenini è delizioso perché c'è una piccola Biancaneve in gesso e tutti i 7 nani, no? E proprio i nanetti da giardino. Però. Con questi colori che oramai sono un po' stinti, perché io me li ricordo quando avevo 10 anni, quindi 7-8 anni, no, 7-8 anni no, perché sono arrivata a Milano in verità che avevo già 12 anni, però me li ricordo da allora, quindi sono 60 anni, e sono sempre gli stessi nanetti, sempre lo stesso trenino, ogni tanto danno una riverniciata alla stazioncina, che è una stazioncina verde rossa deliziosa, e poi appunto il laghetto, e poi c'erano questi pony che non ci sono più, la giostra e gli autoscontri ci sono ancora, poi c'è il Bar Bianco, che è un bar dove si può prendere sia caffè, tè, cappuccino, tutte quelle robe lì, ma anche insalate, anche panini molto buoni, e quindi un giro ai giardini pubblici è molto bello, può finire tranquillamente al bar, o cominciare con un cappuccino e brioche o finire con un toast o un'insalata, e c'è veramente tanto da vedere, veramente tanto da vedere. E c'è il Tasso Barbasso, per esempio, e non so se tu ti ricordi la meravigliosa poesia del tasso, il tasso del tasso di No, Achille chiudiamo Campanile. col tasso Barbasso. Chiudiamo col tasso del tasso di Achille Campanile, no? Che gioca sul tasso Barbasso del tasso, inteso come Torquato Tasso, e fa tutta una filastrocca sul tasso Barbasso del tasso, che io una volta sotto il tasso Barbasso dei giardini pubblici, alla fine di una passeggiata, l'ho letta a tutti i presenti che non la conoscevano, perché Achille Campanile lo conoscono veramente in pochi, ed è un genio, e ridevano tutti alle lacrime, perché tutto quell'equivoco fra il tasso animale, perché sotto il tasso Barbasso del tasso di Torquato Tasso c'era un tasso inteso come l'animaletto, quindi c'era il tasso Barbasso di Torquato Tasso, il tasso del tasso Barbasso del tasso. E detto da un attore, una volta io l'ho sentito in macchina mentre viaggiavo, sai che a momenti vado contro il guardrail dal ridere. Oddio mio. Veramente il tasso Barbasso del tasso è un capolavoro di comicità.
Molto E con bene. questo, e con questo spero di aver incuriosito chi non conosce i giardini pubblici di Via Palestro. E noi ci diamo appuntamento al 24 di febbraio, allora. Sì, oppure sai cosa fa la gente? Me l'ho fatto anch'io per anni, quindi per carità, che non si suoni come una critica, ci va e non si guarda in giro. Vai ai giardini pubblici con, che ne so, la carrozzina del bebè, piuttosto che con i bambini che vanno appunto sulla giostra, però non ti guardi in giro. Ah no, e poi c'è meraviglioso il generale Sirtori, fatto da Enrico Butti, è proprio di fronte al laghetto, con tutto un basamento che racconta le avventure di Sirtori, tra cui la battaglia di Mentana. E poi c'è lui vestito da garibaldino, alto 3 metri, una statua meravigliosa che fa il paio con il Giuseppe Verdi di Piazza Buonarroti, perché l'autore è sempre lo stesso, Enrico Butti. Ed è una statua stupenda quella di Enrico Butti. Quindi, però io l'ho vista per anni e non sapevo che era di Butti, non sapevo che era Sirtori, non sapevo il basamento, che cosa diavolo raccontasse. E poi sai, io ho imparato a leggere le statue dopo con la mia attività monumentale. Beh, direi. Allora, Carla. Adesso appena vedo una statua io comincio a guardare cosa racconta il basamento, come è messo in posa, chi è, chi l'ha fatto, in che anno, perché l'ha fatto. E Milano, e poi c'è l'Italia Turrita anche, c'è anche l'Italia Turrita al Monumentale, un'Italia con un grande libro aperto in marmo bianco, come si chiama, la Corona a Torre, quindi Sì. Italia Turrita, e quella lì è stata vandalizzata più di una volta, è stata vandalizzata, restaurata e rivandalizzata. Tanto per gradire. Tanto per gradire. Eccoci qua, abbiamo finito e diamo a tutti un augurio di buona serata. Grazie a te ancora, Carla. Grazie, spero di non avervi annoiato con tutta questa storia dei giardini. Decisamente no. Un abbraccio. Sì.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.